Ben ritrovati a Periscopio, il consueto appuntamento di Rete Veneta che questa settimana raddoppia e si trova ancora alla Ecocasa, la fiera ecosostenibile di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, alla ricerca delle tante e belle novità per la casa del futuro. In Ecocasa Bassano anche bioenergia, ne parliamo con Lorenzo Valer. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a voi, innanzitutto benvenuti presso il nostro stand. È quella che è un po' la nostra casa che riusciamo a portare fuori dalla nostra sede di Padova per mostrare e fare toccare con mano ai nostri visitatori, ai nostri clienti, tutto quello che si può ottenere in materia di risparmio energetico. Qui potete vedere quelli che sono i materiali migliori che si può installare sulla propria casa per efficientare e per risparmiare sulle bollette dell'energia. La cosa più richiesta? E diciamo che in ogni casa oggi non può mancare il fotovoltaico, quindi l'impianto fotovoltaico è sicuramente uno dei settori che viene richiesto maggiormente. L'energia elettrica è l'unica fonte energetica che ci permette di essere trasformate in qualsiasi altra cosa. Certo. Quindi posso fare riscaldamento, raffrescamento, mobilità elettrica, certo, illuminazione, certo, qualsiasi cosa. Allora andiamo certo, a vedere cosa avete portato qui in fiera. Prego. Andiamo. In uno stand come il vostro non poteva mancare la colonnina elettrica, la colonnina del futuro. Certo, la mobilità elettrica è il futuro, un giorno ci muoveremo tutti con un'auto elettrica e inquineremo anche meno. Per una consulenza su misura in ambito energetico vi troviamo dove? Ci trovate in fiera questo weekend e il prossimo weekend e a Padova in via Retrone numero 30. Grazie. Grazie a lei.